Oggi 27 ottobre 2020, giornata importantissima per la regione Friuli Venezia Giulia. È stata una giornata lunghissima, iniziata stamattina con l'arrivo dei comitati che rappresentano le valli su cui insistono le grandi derivazioni idroelettriche. Grazie a loro, all'impulso che i comitati, i cittadini, i sindaci di quei territori hanno dato alla politica, quindi al Consiglio regionale, siamo riusciti oggi a licenziare una legge che rivoluzionerà anche i destini di quei territori. La partita è importantissima, parliamo di milioni di euro l'anno in termini di fatturato per vendita dell'energia idroelettrica nel libero mercato, un'ottantina di milioni l'anno, possono cambiare veramente il volto di quei territori. Quindi un grazie particolare è rivolto a tutti coloro che hanno creduto in questa legge, hanno creduto, che la politica potesse portare questa legge al suo compimento. Grazie anche al Consiglio regionale, alla collaborazione di tutti i consiglieri regionali e all'assessore. Quindi oggi si volta pagina per quanto riguarda il grande idroelettrico in regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo appena votato la legge per le grandi derivazioni a uso idroelettrico per il Friuli Venezia Giulia. È una legge importantissima, abbiamo fatto uno sforzo immane in questi mesi per riuscire a ottenere tantissime cose. Siamo riusciti a modificare le proposte iniziali della Giunta regionale almeno in 4 punti fondamentali. Avremo una legge che sarà a maggioranza pubblica con quote regionali. Avremo il 100% dei canoni che vengono introitati da queste grandi derivazioni che verranno destinati ai comuni della montagna, e questo per noi era una cosa fondamentale. Avremo la possibilità che l'energia ceduta dai concessionari venga rilasciata solo ed esclusivamente a quelle comunità, e ci sarà una particolare attenzione anche per i livelli occupazionali e per i lavoratori del settore. Tutto questo è stato possibile grazie a un grandissimo lavoro fatto con i comitati, con le altre forze di opposizione e accolto anche dalla maggioranza e dall'assessore, e quindi siamo enormemente soddisfatti per questa nuova legge approvata. Finalmente anche il Friuli Venezia Giulia ha una legge regionale per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico. Sono contento soprattutto perché dopo le numerose sollecitazioni che abbiamo fatto alla Regione e all'assessore Scocimarro, e dopo il deposito della proposta di legge del Movimento 5 Stelle a firma di Cristian Sergo e Mauro Capozzella, il testo del disegno di legge che è stato approvato proprio oggi contiene buona parte del testo della nostra proposta. È un buon punto di partenza che finalmente mette al centro il territorio delle nostre montagne, che troppo spesso è stato sfruttato. È stato un percorso lungo, ma che con l'aiuto del Movimento 5 Stelle ha dato voce e sostegno ai sindaci, ai comitati e ai cittadini di questi territori. Siamo qui, Comitato Valcellina, siamo venuti giù dalla montagna al Palazzo delle Decisioni perché vogliamo sorvegliare, vigilare e assicurarci e farci vedere soprattutto di fronte a questi che decidono che questa legge della montagna deve essere fatta in accordo al di là del colore politico e anche contrattando con i concessionari in modo che loro siano anche forti e non si spaventano di fronte alle loro impugnazioni o altro, perché conta il territorio questa regione deve essere degna di essere regione autonoma.